Orientamento, innovazione e crescita sostenibile. In uno slogan, il lavoro che vorrei, è la 29esima edizione della mostra convegno nazionale Job e Orienta, inaugurata oggi alla Fiera di Verona, promossa con la Regione Veneto in collaborazione con MIUR e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Quest'anno Job Orienta si fonda su 3 pilastri, l'innovazione, l'orientamento e la crescita sostenibile. Credo che tutto questo possa servire sia per opportunità per i ragazzi ma anche per le imprese. È un evento importante che cresce ogni anno sempre di più, attendiamo ben 75.000 ragazzi, ci sono ben 200 eventi all'interno dei 3 giorni di fiera con ben 300 relatori, quindi 3 giorni molto intensi. Quindi competenze da formare guardando al futuro, sia per i giovani che per le imprese, sollecitando a rinnovare le modalità della didattica e dell'orientamento. Questo è un collegamento che appunto si fa insieme alle imprese, agli studi che vengono fatti e alle esigenze dei giovani di un percorso di formazione e di istruzione, quindi davvero un evento importante, sono molto contenta di essere qui. Scuola e lavoro non sono separate, anche per questo le ospiti dell'inaugurazione sono la Ministra del Lavoro Nunzia Catalfo e la Vice Ministra MIUR Anna Ascani. Io penso che le scuole nella loro autonomia debbano dialogare col territorio, anche a livello comunale e locale, perché c'è bisogno di un dialogo maggiore, non c'è bisogno di differenziare le scuole regione per regione, si abbassa la qualità, non si alza. Serve un sistema nazionale di istruzione e formazione che è quello che l'Italia ha e che garantisce il diritto allo studio a 8 milioni di studenti italiani. Ispirazione e aiuto a tutti i giovani che si affacciano al mondo del lavoro con vere e proprie istruzioni per l'uso sui lavori di domani. Dalle competenze digitali ai green job. Questo è Job e Orienta.